Cari telespettatori della Tenda TV, ben trovati, siamo in diretta da Vittorio Veneto e siamo qui per mostrarvi con le nostre immagini il 12° raduno nazionale dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie. I lagunari sono giunti in questo fine settimana di settembre in massa a Vittorio Veneto e oggi ci sarà il momento clou del loro raduno. Inizieremo con le immagini dell'alzabandiera, poi ci sarà una rievocazione storica in Piazza del Popolo e poi ancora a seguire l'inizio della cerimonia ufficiale, la cerimonia militare, sempre qui in Piazza del Popolo. Poi ci concentreremo su Viale della Vittoria, il viale principale di Vittorio Veneto, che ospiterà la sfilata appunto dei lagunari. Ci saranno alcuni momenti significativi, particolari. Il raduno non si concluderà però con la sfilata, bensì si concluderà con l'arrivo degli elicotteri. Si concluderà con l'arrivo degli elicotteri non qui in centro, ma al centro Victoria Sport, a qualche centinaia di metri da qui. Anche in questo caso noi vi proporremo le immagini dell'arrivo degli elicotteri e poi anche dei lagunari che scenderanno con le funi dall'elicottero. Quindi una lunga giornata, una lunga mattinata, rimanete con noi, lasciamo spazio alle immagini dell'alzabandiera. Abbiamo giurato la libertà, la libertà. San Marco, cosa importa se si muore, se si muore, al tuo grido del valore, il lagunare eterno va e vincerà. San Marco, cosa importa se si muore, e se si muore, al tuo grido del valore, il lagunare eterno va e vincerà. Viene ora svolta la cerimonia di alzabandiera del raduno nazionale dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie. Alzabandiera! Signore e signori, buongiorno e benvenuti a Vittorio Veneto. Quello che vedete sfilare ora è l'esercito veneziano della Serenissima Repubblica di San Marco del 1797, 16° Reggimento Treviso, Infanteria Veneta. Un applauso, signori!
di San Marco e del suo leone furono il contrassegno di tutti i monumenti, lo stendardo di tutte le flotte ed eserciti, l'impronta di tutte le monete, la dolce speranza di tutti i cuori e di tutte le genti. Vi ricordo, signori, che i nostri militi hanno in dotazione armi vere, caricate a salve e con il permesso delle autorità competenti, e della questura effettueranno ora manovre e spari in linea. Vi raccomando, signori, di mantenere le distanze di sicurezza. Gli animali vanno allontanati e i bimbi non devono stare tra le prime file. Grazie. Sedicesimo Reggimento Treviso, Infanteria Veneta. Un applauso, signori! Ricostruire le bandiere in dotazione all'esercito della Serenissima, signori, non è stata una cosa facile. Gli stendardi della Fanteria Veneta furono regolamentati nel 1703 dal provveditore generale di terraferma Alessandro Molin. Qui potete vederne due esempi. L'alfiere porta la bandiera del 16° Reggimento Treviso con leone rosso su sfondo bianco bordato oro. Il leone poggia le zampe sul mare e sulla terra a simboleggiare i domini della Serenissima, par terra e par mar, come si sente dal grido dei fanti. Alla destra del leone vi è lo scudo crociato, simbolo della città di Treviso, e tiene in pugno la croce a identificare la cristianità dello Stato Veneto. Il secondo alfiere invece sorregge un gonfalone particolare, usato durante gli scontri contro l'esercito napoleonico avvenuti nell'aprile del 1797. Il leone marciano si poggia su uno sfondo rosso dove si nota il motivo delle perle infuocate, di antica tradizione iconografica cinese, giunta a noi forse con Marco Polo, e significante il tuono che scuote la terra, seguito dalla luce che la illumina, presente non solo in bandiere e gonfaloni, ma anche sulle vesti di alcuni dogi e dogaresse. Il leone rosso con la croce cristiana tiene aperto un libro con l'insolita frase latina in hoc signo vinces, che significa con questo segno vincerai, attribuito all'imperatore Costantino che vinse una battaglia dopo aver visto apparirgli in sogno tale frase. La bandiera invece, signori, che tutti noi conosciamo con leone giallo su sfondo amaranto è il gonfalone della Marina Militare o mercantile, ripresa in uso nel tardo 1800 e giunta così fino a noi. Si deve sapere che le bandiere dello Stato Veneto non erano codificate, come invece accadeva per l'esercito. Allora, signori, grazie di aver ospitati. Adesso il reggimento si schiererà con gli altri per la parata. Prima passerà in rassegna e faremo gli onori alle autorità, passando per la rassegna e portandoci alle nostre posizioni. Grazie. Una parola solo per finire: le nostre patriote, vedete le nostre donne, hanno una bandiera molto particolare, si chiama il vessillo della Contarina della seconda metà del XVII secolo, appartenuta al doge Domenico Contarini, un meraviglioso gonfalone ricco di fregi e simboli sia religiose che civili. Il leone d'oro alato al centro su uno sfondo rosso disseminato di fiammelle che indicano lo Spirito Santo. Ha le zampe poggiate sul mare e sulla terra,
che sono i domini della Serenissima, e con la presenza di varie immagini dei santi protettori della Repubblica Veneta. Autorità! Marcia! Sacca! Sacca! Marcia!
Le autorità sono pregate di prendere posto in tribuna. Grazie. Signore e signori, mentre i nostri soci si schierano in piazza per la cerimonia militare, è interessante conoscere un po' di storia della nostra specialità. Il 15 gennaio del 1951 veniva costituito con personale dell'Esercito e della Marina un reparto interforze, il settore Forze Lagunari. Esso era ordinato su Comando Settore Forze Lagunari, Compagnia Comando, Battaglione Costiero Marghera, Battaglione Costiero Piave, Battaglione San Marco, costituito quasi integralmente con personale della Marina, reparto lagunare d'appoggio. Alcuni dei mezzi in dotazione previsti, a sottolineare la peculiarità del reparto, erano particolari e unici nel panorama dell'Esercito, tra i quali il motimezzo anfibio lagunare e le motozattere MTP e MTP. Già nell'autunno del 1951, dal 16 novembre al 10 dicembre, i lagunari venivano chiamati a concorrere alle operazioni di soccorso nel Polesine colpito dall'esondazione del fiume Po. Il 1 gennaio 1953 il settore passava alle dipendenze del neocostituito comando del V Corpo d'Armata dell'Esercito Italiano, con il compito della difesa costiera a protezione del fianco destro della grande unità. Dal 1 luglio 1957 il battaglione San Marco veniva trasformato in battaglione Isonzo, con materiali e mezzi dell'esercito, ma con una truppa tratta dalla leva di mare, i Marò, che passavano però nei ruoli dell'esercito. Ora ci sarà l'inno del battaglione anfibio Marghera. Marghera, Marghera, Il più bel battaglione, con il cuore sempre in festa, mentre passa giù per la via, è un grido di gloria che a 20 anni nessuno può scordare. Ci muoviamo per
Il 1° settembre 1957, per trasformazione del settore forze lagunari, nasceva il raggruppamento lagunari, che assumeva il seguente ordinamento: comando raggruppamento, compagnia comando, compagnia trasmissioni, compagnia addestramento, battaglione anfibio Marghera, battaglione anfibio Piave, battaglione motorizzato Isonzo, reparto lagunare d'appoggio, gruppo mezzi navali. Il 25 ottobre 1959 a Venezia, in piazza San Marco, al raggruppamento veniva consegnata la bandiera di guerra benedetta dal patriarca di Venezia. Ed ora sentirete un bellissimo brano musicale, l'inno del battaglione anfibio Piave. Dell'eroismo, delle glorie, dell'onore, È come un grido che chiusa piano e può, noi che del Piave portiamo l'eredità, sulle larghe spalle con forza e fedeltà, boh, boh, boh. Il Piave sacro l'ha scritto ai nostri nonni, il battaglione dei nostri verdi anni, andiamo marciando e mai saremo stanchi, noi siamo del Piave, il Piave avanti, noi siamo del Piave, il Piave avanti, nelle lagune noi siamo le sentinelle, gli eroi del Piave ci vegliano dalle stelle, con pioggia, vento e freddo da morire, il lagunare il cuore sa soffrir, boh, boh, boh. Il Piave sacro l'ha scritto ai nostri nonni, il battaglione dei nostri verdi anni, andiamo marciando e mai saremo stanchi, noi siamo del Piave, il Piave avanti, noi siamo del Piave, il Piave avanti, color del sangue portiamo il fazzoletto, con il leone che ha visto guerra e lutto, la sua potenza nessuno mai fermò, così quel Piave che avanti mormorò, boh, boh, boh. Il Piave sacro l'ha scritto ai nostri nonni, il battaglione dei nostri verdi anni, andiamo marciando e mai saremo stanchi, noi siamo del Piave, il Piave avanti, noi siamo del Piave, il Piave avanti. Il 24 maggio 1964, per trasformazione del raggruppamento lagunari, nasceva il reggimento lagunari Serenissima, ordinato su comando di reggimento, compagnia comando e servizi, compagnia trasmissioni, battaglione anfibio Marghera, battaglione anfibio Piave, battaglione anfibio Isonzo, 22esimo battaglione Carri Serenissima, sezione natanti, sezione mezzi anfibi. Nel settembre del 1966 al reggimento veniva concesso lo stemma araldico e nel novembre dello stesso anno era chiamato ancora una volta a soccorrere le popolazioni della fascia costiera veneta, colpita da disastrosi alluvioni. Agli inizi degli anni 70 le vicende della crisi economica imposero una pesante ristrutturazione che portò alla drastica contrazione di circa un terzo dei reparti dell'esercito e che penalizzò pesantemente anche i lagunari. Ed ora un brano musicale, l'inno del battaglione anfibio Isonzo San Marco. popolo d'Italia avanti avanti, Bagnare male tue bandiere, gente di mille primavere, l'ora dei forti tornerà, ritornerà, stretto e fatto con la morte, salto il pugno, abbiamo la sorte, su leoni abbiamo giurato la libertà.
Il 20 ottobre del 1975, dalla ristrutturazione del Reggimento Lagunari Serenissima, nasceva le truppe anfibie, con la seguente struttura: Comando Truppe Anfibie, Compagnia Comando, Primo Battaglione Lagunari Serenissima, Battaglione Anfibio Scile, Compagnia Lagunari Truppe Anfibie, le reclute. Venivano così create 2 unità di impegno a livello battaglione. La prima, erede della bandiera e delle tradizioni del disciolto reggimento, la seconda, destinata a centrare in un unico reparto tutti i mezzi nauti in dotazione alla specialità, in grado di trarre gli effettivi necessari per la loro operativa, dal proprio serbatoio costituito dalla compagnia reclute, destinata ad addestrare il personale di leva. Nel 1976, dal 31 maggio al 30 giugno, le truppe anfibie furono presenti ad Artegna in occasione del terremoto che aveva colpito il Friuli dal 12 dicembre al 4 febbraio successivo. In occasione del terremoto dall'Irpinia, il primo battaglione interveniva in soccorso della popolazione colpite nelle zone del mercato di San Severino e Nocera Inferiore. Nel 1983 il primo battaglione, grazie ai requisiti di efficienza e di professionalità acquisiti, veniva disegnato dallo SME come riserva in Italia delle truppe inviate in Libano. Brano musicale d'ora, Inno Lagunare in missione. Ci sparano alle spalle per le strade, Ma di venirci innanzi hanno paura, e per risposta noi del battaglione al mitra abbiamo tolto la sicura. Chi siete io non lo so, chi siamo ve lo dirò. Siamo fatti lagunari, abbiamo la forza di spezzarvi il cuore. Siamo fatti lagunari, abbiamo la forza di spezzarvi il cuore. Siamo stati nei Balcani a Nassiria per rompere le ossa ai ribelli. Abbiamo lasciato i morti per la via e sulle labbra i nostri canti belli. Chi siete io non lo so, chi siamo ve lo dirò. Siamo fatti lagunari, abbiamo la forza di spezzarvi il cuore. Siamo fatti lagunari, abbiamo la forza di spezzarvi il cuore. Siamo stati sulle navi ed in trincea per la salvezza dei nostri fratelli. Abbiamo lasciato i morti per la scia e sulle labbra i nostri canti belli. Chi siete io non lo so, chi siamo ve lo dirò. Siamo fatti lagunari, abbiamo la forza di spezzarvi il cuore. Siamo fatti lagunari, abbiamo la forza di spezzarvi il cuore. Il 5 ottobre del 1992, a seguito di un'ulteriore ristrutturazione, le truppe anfibie venivano sciolte e veniva ricostituito il Reggimento Lagunari Serenissima. Il reggimento è stato impiegato più volte in Bosnia, in Kosovo, in Iraq, in Libano, in Libia e in Afghanistan. Nel 2005 il Reggimento Lagunari Serenissima, unitamente agli altri assetti dell'esercito e del Reggimento San Marco della Marina, è entrato a far parte della neocostituita Capacità Nazionale di Protezione dal Mare, trovando l'impiego immediato nel 2006 come Air Force in Libano in occasione della partecipazione italiana alla missione di interposizione tra libanesi e israeliani voluta dall'ONU e determinata Operazione Leonte 1, UNIFIL. Nel 2013, in esito ad un'ulteriore variante ordinativa, la compagnia controcarri e la compagnia mortai
vengono unificate nella compagnia supporto alla manovra. Il Reggimento Serenissima farà parte della Brigata Anfibia Interforze. Ed ora un brano musicale, l'inno dei lagunari, strumentale. Signore e signori, buongiorno. A nome della città di Vittorio Veneto e della presidenza dell'Associazione Lagunari, benvenuti alla cerimonia conclusiva del 12° raduno nazionale. Fa il suo ingresso nell'area della cerimonia la compagnia d'onore del Reggimento Lagunari Serenissima, preceduta dalla fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli.
Affluisce il medagliere dell'Associazione Nazionale Lagunari Truppe Anfibie, seguito dai medaglieri e dai labari delle associazioni combattentistiche ed Arma. Il gonfalone della Regione Veneto, seguito dai gonfaloni non decorati della provincia di Treviso e dei comuni delle province di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Ferrara, accedono all'area della cerimonia.
I gonfaloni di Vittorio Veneto, Verona e Trieste, decorati di medaglia d'oro al valor militare, fanno il loro ingresso nell'area della cerimonia. La bandiera di guerra del Reggimento Lagunari prende posto nello schieramento. Il comandante delle forze operative terrestri di supporto, accompagnato dal presidente dell'Associazione Nazionale Lagunari, riceve gli onori militari.
Viene ora la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica. In occasione del 12° raduno nazionale rivolgo il deferente omaggio della Repubblica alla memoria dei lagunari caduti nell'adempimento del dovere e all'abaro dell'associazione simbolo del valore e dell'amor di patria della specialità. La celebrazione dell'evento in Vittorio Veneto assume un particolare significato nel ricordo del sacrificio dei primi reparti lagunari che 100 anni or sono si distinsero nella difesa del Basso Piave, contribuendo al coronamento del sogno risorgimentale dell'Unità d'Italia. Oggi la specialità lagunare, coniugando le più moderne tecnologie con eccellenti livelli di addestramento, rappresenta un elemento peculiare delle forze armate professionali e contribuisce, attraverso la capacità nazionale di proiezione dal mare, alla pronta operatività dello strumento militare anche a notevoli distanze dalla madrepatria, nella stabilizzazione delle aree di crisi e nel contrasto al terrorismo internazionale. In questa giornata di festa mi è gradito rivolgere un particolare plauso all'associazione impegnata in un significativo processo di rinnovamento orientato a valorizzare le esperienze di volontariato anche nel campo della protezione civile, risorsa di assoluto pregio per il Paese. Con questi sentimenti formulo a tutti gli eredi dei Fanti d'Amar l'auspicio di una perfetta riuscita della manifestazione e invio il mio caloroso saluto. Sergio Mattarella. Prende la parola Roberto Tonon, sindaco della città di Vittorio Veneto, per un indirizzo di saluto. Buongiorno e benvenuto a tutti, in particolare al prefetto dottoressa Laganà, al vicepresidente della giunta regionale dottor Forcolin, ai parlamentari nazionali ed europei presenti e ai tanti colleghi amministratori locali, oltre che ovviamente al personale in servizio e in congedo del Reggimento Lagunari Serenissima. Permettetemi tuttavia di dare un benvenuto più caloroso a due persone: all'amico generale Luigi Chiapperini, presidente dell'Alta e ormai potremmo dire amico e vittoriese di fatto, che ci ha seguito ed aiutato passo passo in quest'anno tanto bello e tanto faticoso, e al generale Giuseppe Nicola Tota, che da diversi anni sta dando il suo notevole contributo per la piena realizzazione degli obiettivi del centenario e garantire alla nostra città il ruolo e il prestigio che merita. A questo ringraziamento unisco quello alla struttura comunale che si è spesa con impegno e abnegazione per la buona riuscita di quanto ideato da questa amministrazione per il centenario. Un grazie sentito anche ai miei colleghi di giunta, con cui lavoro fianco a fianco quotidianamente. Senza il loro lavoro e il loro sostegno, le iniziative del centenario sarebbero rimaste bellissime idee e nulla di più. E per i raduni un grazie particolare all'assessore del centenario. Vittorio Veneto non è certo, lo sappiamo, una città tradizionalmente e storicamente bacino delle truppe anfibie, ma a vedere quanto l'Alta ha realizzato in questi giorni, a porre attenzione allo splendido regalo fatto ai nostri bambini ristrutturando i giochi del parco giochi e a guardare voi, soci e simpatizzanti dell'associazione raccolti in questa piazza oggi, non me ne vogliano i colleghi amministratori e i cittadini di Mira, ma si può ben dire che il cuore delle truppe anfibie oggi batte a Vittorio Veneto. Talvolta sembra che la Repubblica Italiana non abbia capito fino in fondo l'importanza delle associazioni d'arma, relegate di fatto a funzioni decorative nelle cerimonie pubbliche o al massimo in parte coinvolte nella protezione civile. La città di Vittorio Veneto ha riscoperto in quest'anno
Grazie a chi ha organizzato e sta organizzando così tanti eventi legati ai raduni delle singole associazioni, che voi siete un motore fondamentale di solidarietà, memoria e sostegno a quelle istituzioni che in precedenza, nel vostro passato con le stellette, avevate giurato di salvaguardare. Voi siete un elemento insostituibile di garanzia morale per questo nostro Paese. Un segnale inequivocabilmente positivo in una contemporaneità segnata dall'individualismo, dalla deriva populista, dalla demagogia, dalla rincorsa al successo e al consenso facili. Lavorare per realizzare un evento associativo come un raduno è lavorare per gli altri, per il Paese. Farlo con gioia e allegria è un ulteriore regalo. Chi vi blandisce aderendo a vostre istanze senza vera convinzione ma solo guardando a voi come un facile bacino elettorale, svilisce il vostro lavoro e umilia il vostro valore. E lasciatemi dire che mai, come a chi fa parte delle associazioni combattentistiche d'arma, sembra adattarsi una frase del De Officiis di Cicerone. Noi non siamo nati soltanto per noi, ma una parte della nostra esistenza la rivendica per sé la patria, un'altra gli amici. E per voi lagunari, amico è chiunque rispetti i valori e i principi di una specialità e un reggimento unici, intrisi della storia e dei simboli di Venezia, perché nei lagunari si coglie l'essenza più profonda e vera di un Veneto solidale e generoso, aperto al mondo e pronto ad accorrere ovunque ci sia necessità. Da Sarajevo al Kosovo, a Nassiriya al sud del Libano, all'Afghanistan, avete tenuto alto nel mondo il nome del nostro territorio, pagando in alcuni casi, cosa che non va dimenticata, anche un tributo di sangue, proprio come 100 anni fa su queste terre. E nel nostro e in altri territori italiani operate ogni giorno per garantire la nostra sicurezza e in caso di calamità per soccorrere le popolazioni in difficoltà. Grazie. Grazie. Grazie perché siamo certi che rappresentate insieme ad altri quella parte buona del Paese che invece di demolire e distruggere costruisce. Siete la più bella gioventù che ogni giorno nel suo piccolo lotta, come dice la preghiera del lagunare, per custodire e difendere il bene prezioso della pace. Il presidente nazionale del sodalizio, generale di divisione Luigi Chiapperini, prende ora la parola. Autorità, baschi, verdi, lagunari, è un onore ed un piacere vedervi in questa bellissima piazza in occasione del 12° raduno nazionale dell'Alta. Innanzitutto mi inchino di fronte alla gloriosa bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima e rivolgo un pensiero deferente e commosso a tutti i soldati italiani che in ogni epoca e in ogni luogo hanno sacrificato il bene più prezioso, la propria vita, per la difesa della patria. Noi lagunari del Serenissima ricordiamo in particolare i fratelli in armi che hanno dato la vita in servizio e oltremare durante le operazioni di supporto alla pace. I loro familiari sono presenti qui oggi e a loro va la nostra vicinanza. Noi non li dimenticheremo mai. Per i nostri caduti, lagunari, alla voce! Alla voce! Alla voce! Ringrazio il signor generale Tota, un ufficiale, un amico, un maestro di vita.
e di tantissimi rappresentanti delle istituzioni che hanno voluto essere oggi qui con noi. Tra l'altro alcuni di loro hanno indossato la divisa del Serenissima e di altri reparti delle Forze Armate. Siamo onorati di avervi qui. Un particolare ringraziamento va al sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, che ci ha voluto ospitare nella sua città, la città della Vittoria. Grazie, signor sindaco, che è diventato anche un amico. E grazie a tutti i vittoriesi, che vedo assiepati tantissimi intorno a noi. Dicevo che siamo nella città della vittoria e siamo esattamente a 100 anni da una vittoria, costata peraltro tantissime vite. Noi italiani, tanti altri popoli hanno sofferto tantissimo. Oggi abbiamo qui, e li ringraziamo, anche dei rappresentanti di un glorioso reparto britannico, la Honourable Artillery Company, che combatté nella battaglia di Vittorio Veneto nell'ottobre del 1918 con una forza di italiani e americani che neutralizzarono la guarnigione nemica dell'isola di Papadopoli sul Piave. Grazie per essere qui. Hal. Quella immane tragedia dovrebbe far riflettere e farci dire mai più. Naturalmente diciamo no alla guerra, ma il mondo è pieno di leader che pur di raggiungere i propri scopi sono capaci di far divampare conflitti sanguinosi e dolorosi a danno soprattutto delle popolazioni indifese. I nostri avi, gli antichi romani, dicevano in latino si vis pacem para bellum. Cosa sarebbe successo se negli anni della guerra fredda non ci fossero stati i nostri lagunari di leva, oggi nell'Alta e qui schierati in piazza, pronti a difendere i nostri confini? Si vis pacem para bellum. Se vuoi la pace, preparati alla guerra, sperando, bene inteso, che non si verifichi mai. Allora è nostro dovere sostenere i nostri fratelli in servizio, schierati oggi al nostro fianco in questo bel raduno. Loro, come i lagunari dell'Alta in passato, danno costantemente prova di coraggio ed eccezionale sensibilità umana, cogliendo risultati di altissimo pregio, non solo all'estero, in Bosnia, Kosovo, Libano, Iraq, Afghanistan, ma anche sul territorio nazionale, a favore delle sfortunate popolazioni colpite da alluvioni e terremoti, o in supporto alle forze di polizia nell'operazione Strade Sicure in atto in tante città italiane. Chi siamo noi lagunari dell'Alta? Cosa sono le associazioni d'arma? E io ringrazio ancora il sindaco Tonon per aver fatto menzione delle associazioni d'arma e dell'importanza che ricoprono le associazioni d'arma. Mi piace ripetere quello che dico da tempo. Senza ombra di dubbio, non siamo un circolo ricreativo. Noi vogliamo coltivare i valori fondanti della nostra società. Vogliamo difendere i valori più alti della nostra patria, senza retoriche inutili. Vogliamo lasciare alle nuove generazioni non beni materiali, ma valori saldi, moralità intangibili, virtù. Non siamo un circolo ricreativo, perché l'Associazione Lagunari è pronta ad intervenire in aiuto dei cittadini con i suoi gruppi di protezione civile e non solo. È altresì importante rafforzare il nostro spirito di corpo, già eccezionale, impegnandoci in attività sportivo-militari che peraltro abbiamo già iniziato a svolgere intensamente insieme ai nostri fratelli in armi nelle ormai tradizionali e consolidate esercitazioni Delta. Che bello vedere i nostri soci sui natanti come un tempo e prendere terra dal mare insieme ai ragazzi del reggimento.
un'unica schiera per l'Italia. Non siamo un circolo ricreativo, perché cerchiamo di essere sempre vicini ai lagunari del reggimento. È naturale, loro sono quello che noi eravamo, noi siamo quello che loro saranno. E loro, come detto, sappiamo che potrebbero essere chiamati a sacrificarsi in qualunque momento se chiamati a farlo. Allora, permettetemi un'esortazione ai nostri compatrioti, a voi cittadini di Vittorio Veneto, del Veneto, d'Italia. Non lasciate che siano solo le associazioni d'arma ad essere vicini ai soldati del nostro esercito. Dobbiamo sostenerli sempre, non solo quando li vediamo sfrecciare nel cielo le frecce tricolori o vediamo sfilare i nostri ragazzi nelle loro belle uniformi lungo via dei Fori Imperiali nella parata del 2 giugno. Noi dobbiamo rispettarli ed applaudirli quando le loro uniformi sono sporche della sabbia del deserto afghano, dove tra 1000 pericoli portano la serenità in centinaia di villaggi sperduti. Dobbiamo applaudirli quando scavano anche con le mani per salvare persone rimaste sotto le macerie per un terremoto, e lo stanno ancora facendo nel centro Italia. Dobbiamo guardarli con orgoglio e rispettarli quando li vediamo operare per le strade con le forze di polizia giorno e notte per contribuire alla nostra sicurezza. È specialmente in quelle occasioni che dobbiamo applaudirli e guardarli con rispetto e orgoglio, perché non so altri, ma loro sicuramente sono l'orgoglio della nostra bella Italia. La vostra nutrita presenza oggi costituisce testimonianza concreta della fratellanza tra uomini appartenenti a generazioni diverse ed attesta la volontà dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie e di tutti i baffi di porsi quale modello di vita schietto e onesto, dedicato all'impegno e alla salvaguardia dei valori di civiltà che il nostro tricolore rappresenta. Con questi sentimenti ringrazio nuovamente sia quanti hanno contribuito all'organizzazione di queste splendide giornate e la cittadinanza e le autorità, e auguro a tutti voi le migliori fortune e un arrivederci al raduno nazionale dei lagunari che nel 2019 si terrà a Portogruaro. Viva la città della vittoria, viva l'esercito e i lagunari, viva l'Italia! Conclude gli interventi il comandante delle forze operative terrestri di supporto, generale di corpo d'armata Giuseppe Nicola Tota. Dai riposo, comandante. Porto il saluto del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Farina. Porto il saluto di tutto l'esercito che si stringe intorno ai propri lagunari. Saluto il sindaco di Vittorio Veneto, il prefetto, il signor prefetto, le autorità del Veneto, saluto i colleghi in armi e quelli che in armi non sono più e fanno parte delle associazioni. Abbraccio tutti quanti voi, cittadini di Vittorio Veneto e cittadini convenuti qui a Vittorio Veneto per festeggiare i nostri lagunari. Un particolare saluto al padre di un grande lagunare, Matteo Vanzan. L'ho incontrato. E qui so che non fa mancare mai
il suo sostegno, la sua presenza. Il nome di suo figlio, di Matteo, è scritto a chiare lettere su quella bandiera a cui noi abbiamo dato gli onori all'inizio di questa cerimonia, bandiera che ancora saluto da questa posizione. Perché il raduno? Ci siamo mai chiesti perché facciamo un raduno? Con il raduno noi vogliamo comunicare qualcosa, la nostra identità, quella derivante dal giuramento, il giuramento che ognuno di noi singolarmente ha voluto fare e ha fatto liberamente. Nel momento in cui ognuno di noi ha detto io giuro, ha voluto dire io voglio essere. Quella è la nostra identità. E cosa vogliamo essere? Fedeli, disciplinati, con specifico senso del dovere e dell'onore, e quindi convinti che bisogna dare il buon esempio, convinti che per essere quelli che siamo vale la pena sacrificare i nostri interessi, il nostro tempo, la nostra famiglia, come stiamo facendo noi in questo momento adesso. Perché per fare il nostro dovere, per essere di esempio, c'è bisogno di sacrificio. Questi siamo noi. Siamo orgogliosi di comunicare la nostra identità in questa maniera, con un raduno. Perché fare il raduno proprio a Vittorio Veneto? Ce l'ha detto il sindaco, ce l'ha ripetuto il presidente dell'associazione. Questa è una città simbolo, è un simbolo che ci identifica come italiani. Non a caso, 50 anni fa, i reduci sopravvissuti, fra cui un mio nonno, contadino della provincia di Bari, come l'altro mio nonno, contadino della provincia di Bari. Questi reduci sopravvissuti furono nominati cavalieri di Vittorio Veneto, non di Trento e Trieste, cavalieri di Vittorio Veneto. Non a caso Vittorio Veneto è nella toponomastica di ogni città, paese o villaggio d'Italia. Sembra banale, ma bisogna dirlo, perché lo abbiamo dimenticato. Bisogna dire che Vittorio Veneto costituisce il raggiungimento del sogno di unità nazionale a lungo perseguito. È il momento in cui il popolo italiano diede la massima prova di coesione civile in tutta la sua storia. Una dimostrazione di forza e di tenacia che coinvolse tutto il Paese. Qui nacque il sentimento diffuso di appartenenza, di coesione civica, sentimento di appartenenza che si affermò dalla consapevolezza di aver fatto il proprio dovere. In trincea e a casa, dopo questa prova, il Paese divenne nazione, divenne patria per tutti. I lagunari. Dobbiamo dare atto all'Associazione Nazionale Lagunari di aver visto giusto. I lagunari costituiscono, sì, la più giovane specialità dell'esercito, è vero. Fanno sì riferimento ai fanti da mar, ma come ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica nel messaggio che è stato letto, sono senza dubbio gli eredi di coloro che nella laguna veneta, alla foce del Piave, sul Piave, resistettero e attraversando il Piave finalizzarono la vittoria, la cui battaglia decisiva prese il nome da questa città. Chi combatté e attraversò il Piave allora lo fece con le tecniche dei lagunari di oggi. Basta leggere le cronache di quei combattimenti. E voi, a ragione, siete i loro eredi.
siete gli eredi dei combattenti sul Piave, quelli che attraversarono a Papadopoli il 23 ottobre del 1918 per primi il Piave, dove c'era il capitano Odino che con dei barcaioli veneti di Venezia fecero attraversare il Piave ai nostri amici inglesi che erano lì, britannici. Grazie per la vostra presenza. Voi oggi qui affermate ancora più la vostra identità che viene dal vostro giuramento, identità dei nostri padri che 100 anni or sono trovarono verso Vittorio Veneto la vittoria. Giuramento, Vittorio Veneto, la nostra identità. Viva i nostri lagunari, viva la nostra Vittorio Veneto, viva la nostra Italia. Sarà ora data lettura della preghiera del lagunare. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Tenendo alta la nostra bandiera sulle lagune, forti del nostro leone alato, promettiamo amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero, più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Così sia. Viene consegnata la bandiera italiana alla sezione alta di Concordia Sagittaria per l'impegno con il quale persegue gli scopi statutari dell'associazione.
La bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima lascia lo schieramento. I gonfaloni di Vittorio Veneto, Verona e Trieste, decorati di medaglia d'oro al valor militare, lasciano l'area della cerimonia. Il gonfalone della Regione Veneto, seguito dai gonfaloni non decorati della provincia di Treviso e dei comuni delle province di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Ferrara, lasciano l'area della cerimonia.
Il medagliere dell'Associazione Nazionale Lagunari Truppe Anfibie, seguito dai medaglieri e dai labari dell'Associazione Combattentistica ed Arma, lasciano l'area della cerimonia. La fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, seguita dalla compagnia del Reggimento Lagunari, lascia l'area della cerimonia per prepararsi allo sfilamento.
La cerimonia militare è terminata. Tra pochi istanti inizierà lo sfilamento dei radunisti. Si invitano le autorità a raggiungere la tribuna adiacente a Viale della Vittoria per seguire lo sfilamento. Allora, signori, finché si riprende il posizionamento, in onore della città e dei lagunari, il Reggimento Treviso, reggimento di linea dell'infanteria veneta del 1700, l'ultimo reggimento di linea che ha combattuto contro le truppe francesi, della Serenissima Repubblica, oltre a fare una salva in onore dei lagunari e delle autorità presenti, ma Giustina Renier interpreterà Perasto, l'ultimo a mai una bandiera della Serenissima Repubblica de Perasto. Grazie. Bene signori, benvenuti a Vittorio Veneto.
Qui vedete schierato l'esercito veneziano della Serenissima Repubblica di San Marco del 1797 e in particolare il 16° Reggimento Treviso Infanteria Veneta. Un applauso, signori! Vi ricordo, signori, che la Serenissima estendeva i suoi confini dall'Istria alla Dalmazia, giù fino alle bocche di Cattaro, ora comprese nel Montenegro. Qui si trova Perasto, una piccola ma temibile comunità che per il valore e la fedeltà dimostrata alla Serenissima erano stati nominati i custodi della bandiera della nave ammiraglia della flotta veneta, il glorioso Vessillo di San Marco. Davanti alla notizia dell'occupazione francese delle nostre terre, la rivolta del popolo veneto, dapprima rabbiosa, si trasformò poi in un dolore senza conforto, e la speranza che la fratellanza tra le nostre terre e i veneziani non dovesse finire mai. I perastini, signori, amavano sinceramente la Repubblica Veneta e il suo gonfalone, e il 23 agosto del 1797, 3 mesi e mezzo dopo la caduta della Serenissima, a Perasto si è svolta la cerimonia per la maina bandiera del glorioso Vessillo di San Marco. Tale compito, signori, spetta al capitano comandante Giuseppe Viscovic. Il capitano comandante entra nella piazza principale del paese con 12 soldati armati, 2 alfieri e un tenente. Il capitano si appresta per l'ultima volta ad ammainare le amate insegne marciane. Ma prima, signori, di fare questo, si rivolge al suo popolo così. In sto amaro momento, in sto ultimo sfogo di amor e di fede al Veneto serenissimo dominio, e il gonfaeon della Serenissima Repubblica ne sia de conforto, o cittadini, che a nostra condotta passata e che quea de sti ultimi tempi la rende più giusto sto atto fatale, ma virtuoso, ma doveroso per noi. Savarada nu i vostri fioi, e a storia del giorno la farà sapere a tutta Europa che Perasto l'ha degnamente sostenuto fin all'ultimo l'onor del Veneto gonfaeon, onorandolo con sto solenne atto e deponendolo bagnà dal nostro universal amaro pianto. Sfoghemos, cittadini, sfoghemos pur, ma sti ultimi sentimenti che sigilla la nostra gloriosa carriera corsa sotto il Veneto serenissimo governo, rivolgemos verso sta insegna che lo rappresenta, e su Dea sfoghemo è il nostro doeur. Per 377 anni a nostra fede è il nostro valor, la sempre custodia per terra e per mar, per tutto in dove i negaciamai sono emissi, che se stai quei de a region. Per 377 anni a nostra fede e nostre sostanze
il nostro sangue. Ese sempre sta, partì San Marco, e felicissimi sempre se avemo reputà, ti con e nucoti. E sempre così sul mar, nu siamo stai illustri e virtuosi. Nessun cotine che ha visto scampar, nessun cotine che ha visto vinti e spaurosi. Ma se si tempi presenti, infelici, per imprevidenza, per diserzione, per arbitri legali, per vizi offendenti a natura e del giusto dei esenti, noi te avesse cava via, partì, in perpetuo saria stai, e nostre speranze, e il nostro sangue, e vite nostre, e piuttosto che vederti vinto e disonorata ai tuoi, e il coraggio nostro, se cavarissimo sepeio sotto di te. Ma se che altro partì non ne resta da far, e il nostro cuore sia l'onoratissima tua tomba, e il più puro e più grande tuo elogio sarà e nostre lacrime per sempre, per sempre, per sempre. Viva San Marco e viva i lagunari, gli eredi dei fanti da mar. Signori, esercito veneziano della Serenissima Repubblica di San Marco del 1797, Infanteria Veneta. Verso la fine del 1700, signori, il Senato iniziò a riorganizzare l'esercito della Repubblica Serenissima di San Marco con concetti più pratici e moderni. La Serenissima nel 1788 disponeva di un esercito composto da circa 40.000 unità, organizzato con 18 reggimenti di linea, 10 reggimenti nazionali, più uno di compagnie sciolte. I territori dove venivano dislocate le truppe dell'infanteria veneta erano divisi in reparti ed erano la terraferma con la Lombardia veneta che comprendeva Bergamo, Brescia, Salò e Crema, il Veneto con le sue province, il Friulano sino ai confini con la Carnia. Vi erano poi il riparto della Dalmazia che comprendeva l'Istria, parte della Croazia, la Dalmazia e l'Albania veneta. Il riparto del Golfo che comprendeva le fortezze e le bocche di Cattaro, ora comprese nel Montenegro. Ed infine il reparto di Levante, con le isole greche quali Corfù, Cefalonia, la Morea, Candia e altre minori. I reggimenti veneti venivano conosciuti col nome del colonnello che li comandava, a parte gli ultimi 4 che presero il nome dalla città di provenienza, ed erano il 15° reggimento Rovigo, il 16° reggimento Treviso, che qui vedete schierato, il 17° reggimento Padova e il 18° reggimento Verona. Vi erano poi il reggimento Veneto Reale, oltre ai marini, detti schiavoni, la cavalleria con i dragoni croati a cavallo, i corazzieri, gli artiglieri, i bombardieri e infine la gloriosa marina da guerra veneziana composta da 30.000 uomini. Il reclutamento della truppa veneta avveniva nei mesi di novembre, dicembre e gennaio ed era curata dal capileva. La ferma massima era di 6 anni portati successivamente a 9. I requisiti richiesti dalle reclute erano avere un'età compresa fra i 16 e i 40 anni, un'altezza non inferiore al 1,60 m, essere di fede cattolica e soprattutto non dovevano aver riportato nessuna condanna penale. Pochi sanno, signori, e nessun libro di testo ricorda le grandi battaglie combattute nel 1700 dall'esercito veneto.
Basti solo pensare alla battaglia di Corfù del 1717, dove 100.000 turchi dell'esercito ottomano tentarono di conquistare l'isola allora presidiata da 5.000 fanti veneti. O la spedizione navale del 1784, condotta dall'ammiraglio Angelo Emo contro i bei di Tunisi, finita con il bombardamento del forte di Susa. Un'altra gloriosa pagina di storia, signori, fu scritta nel 1797, con la sommossa popolare conosciuta con il nome di Pasque Veronesi, dove tutta la città di Verona e l'esercito veneto diedero prova del loro valore combattendo contro il nemico giacobino francese. A San Massimo, contro i napoleonici, la truppa veneta al comando del colonnello Ferro, composta da 500 fanti del 16° reggimento Treviso, 250 dragoni a cavallo e un reggimento di schiavoni, riuscì a fermare l'avanzata francese e dopo sanguinosi combattimenti rientrare a Verona con 150 prigionieri. Altre importanti battaglie furono quelle di Desenzano, Brescia, dove il generale Maffei, dopo una vittoria iniziale, dovette ripiegare verso Verona. Quella di Salò, sempre Brescia, dove anche qui l'esercito veneto diede prova del suo valore contro i napoleonici. Un applauso, signori! 16° Reggimento Treviso, Infanteria Veneta! E per finire, signori, 2 parole sulla bandiera che qui vedete tenuta dalle nostre donne, le nostre patriote venete. Qui vediamo un vessillo particolare, la bandiera contarina della seconda metà del XVII secolo, appartenuta al doge Domenico II Contarini. Un meraviglioso gonfalone ricco di fregi e simboli, sia religiosi che civili. Un leone d'oro alato al centro, su uno sfondo rosso disseminato di fiammelle che indicano lo Spirito Santo. Il leone ha le zampe poggiate sul mare e sulla terra, i domini della Serenissima, e con la presenza di varie immagini dei santi protettori della Repubblica Veneta. Un applauso anche alle nostre donne, le colonne dei nostri fanti. San Marco! San Marco! Grazie. Gli elicotteri che stanno arrivando sono 3 elicotteri dell'esercito italiano che sorvolano l'area della manifestazione. Si tratta di un A-129 Mangusta, un AB-205 e un NH-90. Questi elicotteri sono presenti in tutti i teatri operativi
nei quali operano le nostre forze armate. Dove non si arriva per terra ci pensano i nostri splendidi equipaggi dell'aviazione e dell'esercito. Vabbè, anche questa. È stata inaugurata oggi al centro Victoria la mostra dell'Alta, l'associazione Lagunari Truppe Anfibie. Che cosa trova il visitatore che viene a vedere questa mostra? Allora, il visitatore che viene a visitare questa mostra vede l'evoluzione di quello che è stato il reparto lagunare attraverso le sue trasformazioni ordinative fino a giungere ai nostri giorni. Si vede il suo addestramento, si vede praticamente le missioni all'estero che hanno fatto, si vedono le operazioni nell'ambito del territorio nazionale, si vede poi l'associazionismo dei lagunari, con le varie associazioni che hanno preceduto e che sono tutte confluite in quella attuale, l'Associazione Lagunari Truppe Anfibie. Si segue anche la storia di questa associazione attraverso i raduni nazionali che ha fatto e si vedono poi i suoi due comparti, quello della protezione civile e quello dei gruppi sportivo-militari. Ecco, quanti pannelli ci sono, quante foto ci sono e quanto è stato difficile anche l'allestimento di questa mostra? Allora, la mostra si articola su 65 pannelli per circa 1 migliaio di fotografie. Come avevo detto prima, questa è una mostra a carattere didattico che è stata trasformata rispetto a quella iniziale, che era sorta nel 1994 in occasione del secondo raduno nazionale e che aveva come scopo quella vecchia, di fare rivivere ai soci i momenti del servizio militare, rivedendo i commilitoni, rivedendo gli ufficiali, rivedendo qualche esercitazione alle quali avevano partecipato. Questa invece ha una mostra a carattere didattico. Abbiamo voluto cioè fare in modo che anche le scolaresche che vengono a visitarla potessero cogliere le cose più importanti, cioè i predecessori, quelli che sono state fra le truppe della Serenissima, quelle che sono state considerate i precursori dei lagunari, e poi vedere anche quel reparto che per la prima volta ha avuto il nome di lagunare nell'esercito italiano nel 1877, cioè un reggimento di genieri. La mostra appunto adesso vuole essere didattica, quindi tutte le vecchie fotografie che erano appiccicate su pannelli di 1,70 m sono state scannerizzate e poi sono state praticamente stampate su questi pannelli che sono 1,20 m per 1,50 m. Sono state molto rimpolpate le didascalie e è stata fatta una colonna di inquadramento per ogni pannello relativo a quello che c'è in quel pannello. Oltre ai pannelli possiamo vedere anche delle divise storiche. Questo grazie ai manichini conservati da alcune nostre sezioni, in particolare quella di Trieste, poi i manichini che ha fornito il reggimento e anche quegli interessantissimi modellini di mezzi nostri che sono stati fatti anche questi da ufficiali del reggimento che ce li ha gentilmente prestati, perché questa è una mostra che ha l'ambizione di essere mostra dei lagunari, sia quelli in servizio che quelli, diciamo così, in congedo. Ecco, questa mostra va ad impreziosire la 2 giorni del raduno ovviamente nazionale che avrà luogo qui a Vittorio Veneto.
Sì, sicuramente questa è una specie di apertura e speriamo che molti siano i visitatori di questa mostra, per chiarire è un paese che ha soltanto 3 lagunari, diciamo, ma che far capire cosa che sono i lagunari, sia quelli in servizio di adesso che quelli che l'hanno fatto tempo fa, ma che ancora si sentono lagunari attivi e quindi danno la propria esperienza nella protezione civile, per esempio. Adesso stiamo vedendo 2 battelli pneumatici, è il mezzo che il Reggimento Lagunari utilizza per fare un addestramento di base, essendo un mezzo diciamo così, tra virgolette, facile nel suo impiego e immediato, e molto immediato anche per fare un'attività addestrativa basica. Permette di acquisire molto facilmente i rudimenti dell'attività anfibia. Peraltro questo battello è utilizzato poi operativamente anche per svolgere condurre attività di ricognizione, di esplorazione in tratti di costa, ovvero nell'ambito di operazioni di pattugliamento fluviale, cosiddette riverine. Può essere lanciato da un elicottero e poi gonfiato in acqua dagli operatori. Attualmente imbarca delle squadre fucilieri in assetto da combattimento, lo vedremo poi successivamente quando vedremo l'attività degli esploratori in un'altra attività tipica che viene condotta con lo Zodiac. Vediamo adesso entrare in acqua i nostri AV7, sono i nostri mezzi corazzati. Si porteranno verso di noi, sono degli splendidi mezzi anfibi che imbarcano per l'esattezza 21 militari completamente equipaggiati in assetto da combattimento e sono, come possiamo vedere, idonei a muoversi non soltanto in fase
di sbarco da delle navi per approcciarsi a una spiaggia di sbarco, ma anche per condurre un'attività di pattugliamento fluviale, di corsi d'acqua o in ambiente misto anfibio terrestre. Questo peraltro è lo stesso mezzo che hanno in dotazione i Marines degli Stati Uniti, un mezzo dalle eccellenti qualità e capacità tecnico-tattiche. Adesso abbiamo messo in azione i fumogeni a dimostrazione di una capacità del mezzo di creare una cortina fumogena che possa nascondere l'attività o di personale appiedato oppure per non permettere l'individuazione del mezzo in movimento nell'acqua. Piccola attività dimostrativa dei nostri esploratori col lancio della Cavana, così come viene da noi denominato. Si simula il lancio da un elicottero degli esploratori anfibi. Adesso si lanceranno con la stessa tecnica che viene adottata nel momento in cui vengono lanciati da un elicottero, entrano in acqua e all'uscita danno l'ok all'operatore a bordo dell'elicottero, che permette il lancio dei successivi operatori. I nostri esploratori sono truppe specializzate all'interno di una realtà già specialistica che siamo noi lagunari. Per diventare esploratore occorre affrontare un intenso corso addestrativo della durata di 20 settimane, particolarmente impegnativo dal punto di vista psicofisico per l'impegno che richiede, e al termine del quale si acquisisce la qualifica di esploratore anfibio e si è abilitati ad operare non soltanto in acqua, ma si viene anche addestrati per operare sott'acqua seguendo specifici corsi subacquei e peraltro il nostro pattuglia esploratori è anche abilitato al lancio col paracadute. Ecco, adesso li vediamo entrare in azione a bordo di uno Zodiac e dimostreranno il rilascio dell'operatore in acqua dal battello pneumatico. Naturalmente questo avviene con gli operatori che sono già equipaggiati di tutto l'assetto da combattimento che è necessario per svolgere l'azione, per svolgere l'operazione per la quale sono impiegati. Adesso lo Zodiac tornerà indietro e vedremo una tecnica di recupero dell'operatore in acqua con il sistema dell'anello. Praticamente un operatore a bordo del battello sporge un anello in gomma che, come potete immaginare, dall'assetto degli operatori in acqua verrà agganciato appunto dall'esploratore in acqua al braccio, e l'operatore invece sullo Zodiac lo tirerà a bordo. È un lavoro di squadra perché invece l'operatore pilota dello Zodiac dovrà agire
sul motore del battello, azionando il gas in maniera differenziata a secondo della posizione dell'operatore, e permettere con l'effetto della marea facilitare la risalita a bordo dell'esploratore dall'acqua. Questa è una nostra eccellenza, la nostra punta di diamante dal punto di vista tecnico operativo e di specializzazione del reggimento lagunare. Questo per quanto riguarda l'attività prettamente anfibia, l'attività in acqua. Come dicevo prima, noi siamo un'unità di fanteria leggera e quindi siamo idonei a svolgere tutte le attività tipiche della fanteria a terra. Adesso vedremo in azione un'attività basica addestrativa di movimento di una squadra, in realtà un'attività molto molto banale, che però rende un po' l'idea di quello che poi si fa sul terreno con i nostri mezzi e che cosa i nostri uomini si addestrano quotidianamente a fare. Questa è un'unità di fanteria, una squadra di fucilieri che atterra dal nostro AV7 per simulare un pattugliamento in un ambiente urbanizzato ostile. Naturalmente la squadra si muove in assetto tattico, qui con qualche vincolo e con qualche, diciamo, aggiustamento cinematografico. Adottano una tecnica di movimento sul terreno, garantendosi, anche se da questa distanza forse non riusciamo a stimarlo, però una reciproca copertura. Ogni fuciliere ha un suo settore di intervento, tecnicamente lo definiamo così, guarda in una direzione per garantire una copertura. Il dispositivo nel suo complesso garantisce una copertura a 360 gradi di tutta la squadra. A bordo del mezzo rimane naturalmente il pilota e il mitragliere di bordo, che fornisce una copertura con le armi di reparto che sono a bordo in dotazione al carro. Ecco l'attivazione, la squadra sul terreno reagisce Ecco, qui il comandante di squadra ha reputato opportuno dare l'ordine di ripiegamento alla squadra e stiamo assistendo ora a un ripiegamento. Il carro
in questo caso ha aperto una copertura fumogena per permettere ai fucilieri di ripiegare con maggiore sicurezza. Lo stesso fanno i fucilieri a terra in modo da potersi sganciare con una maggiore sicurezza. In caso reale, naturalmente, il carro non sarebbe rimasto fermo in questa posizione, sarebbe andato in concorso prendendo il fuoco con le armi di bordo a favore dei fucilieri, cercando un cosiddetto appiglio tattico, cioè una posizione dal quale poter sostenere l'azione di ripiegamento dei fucilieri, imbarcarli e portarsi in posizione sicura. Assistiamo ora al rimbarco della squadra fucilieri. Alcuni si mettono in sicurezza per permettere l'afflusso ordinato di tutti e il rimbarco tattico sul mezzo. Naturalmente questo avviene a seguito della neutralizzazione della minaccia per poi valutare la situazione ed eventualmente proseguire l'attività operativa in profondità o riprendere l'attività in un successivo momento. Nell'attesa dello sfilamento leggiamo il messaggio di saluto del capo di SME in occasione del 12° raduno nazionale di Lagunari. In occasione del 12° raduno nazionale sono particolarmente lieto di porgere il saluto dell'Esercito Italiano a tutti i membri dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, ai Baschi Verdi in servizio, nonché alle autorità e ai cittadini di Vittorio Veneto, città simbolo del vittorioso epilogo della Grande Guerra di cui quest'anno celebriamo il centenario. Voi lagunari siete la più giovane specialità dell'arma di fanteria, ma le vostre origini affondano il loro retaggio in un glorioso passato, quello dei fanti da mar della Repubblica di Venezia, di cui gelosamente custodite i vessilli, e lo stesso coraggio, abnegazione e determinazione, virtù che scrissero pagine di storia nel corso delle eroiche resistenze di Candia e Famagosta fino allo schiacciante vittoria della battaglia di Lepanto. Forti delle tradizioni del vostro leone alato, promettete amore e servizio alla patria, come recita la vostra preghiera, testimoniando valori senza tempo con cui le donne e gli uomini del reggimento hanno operato efficacemente nei Balcani, in Iraq, in Libano e in Afghanistan, nonché negli interventi di pubblica utilità e di ordine pubblico a favore della collettività nazionale. I fanti del Serenissima sono truppe d'élite, temprate dal difficile ambiente lagunare, che nel racchiudere simbioticamente gli elementi di terra e acqua ne esprime tutte le insidie, richiedendo capacità uniche e peculiari, unitamente a una solida professionalità, da voi plasmata attraverso il continuo e severo addestramento. Sono certo che sarete in grado di affrontare ogni sfida futura, dal pieno sviluppo della capacità nazionale di proiezione dal mare, fino a ogni successivo impiego operativo, forti delle qualità di versatilità ed efficienza che alimentano l'invidiabile spirito di corpo che vi contraddistingue.
un profondo senso di appartenenza, un sentimento di orgoglio e fierezza che viene alimentato dalle memorie di quanti hanno, negli anni, prestato servizio nella specialità e che oggi ne sono i fieri custodi della storia e delle tradizioni. Un legame senza tempo che trova oggettivo riscontro nella folta partecipazione ai vostri raduni, eventi di successo che coinvolgono i militari, ma sono in grado di riscuotere grande adesione anche nella popolazione e nelle istituzioni locali, confermando il rapporto unico e inscindibile tra i lagunari di ieri e di oggi, uniti dal solo grido di battaglia: San Marco, viva i lagunari, viva l'esercito, viva l'Italia, firmato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina. Buongiorno. Apre lo sfilamento la fanfara della Brigata Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Sfila la gloriosa bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima, seguita dalla compagnia in armi dei moderni Fanti da Mar. Ecco gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio del Reggimento Lagunari, che non hanno voluto mancare oggi a fianco dei loro fratelli in congedo. Sfilano
i gonfaloni decorati al valore seguiti dai gonfaloni di tante città italiane. È un momento emozionante in occasione del centenario della vittoria nella Prima Guerra Mondiale e nel ricordo di quanti si sono immortalati per la patria. Sono presenti tantissimi sindaci, alcuni dei quali lagunari, accompagnati da giovani concittadini nati nel 1999, 100 anni dopo quei ragazzi del 1899 che giovanissimi parteciparono alla Grande Guerra. Sfila ora il Labbro Nazionale del Nastro Azzurro, accompagnato dai labbri delle province del Veneto. Con piacere vedremo ora sfilare le associazioni combattentistiche d'Arma che hanno voluto essere presenti al nostro raduno, compresi i fratelli del Gruppo Nazionale di Leoni di San Marco della Marina Militare. Un posto particolare è stato assegnato al Labbro dei Cavalieri di Vittorio Veneto, che uscirono vittoriosi dalla Prima Guerra Mondiale. Sfileranno ora alcuni gruppi di rievocatori che con la loro presenza ci consentiranno di rivivere brevemente la nostra storia millenaria.
rievocatori dei fanti da mar della Marcigliana, gli armigeri e balestrieri sono a rappresentare un fatto d'arme accaduto tra il 1378 ed il 1381, la guerra di Chioggia. La Serenissima era insidiata dai genovesi cappeggiati da Pietro Doria, che assediavano la città di Chioggia, primo baluardo a sud della laguna veneziana. Militi locali e fanti da mar, in forza alla Serenissima Repubblica di Venezia, al comando del capitano generale della flotta veneziana Vettor Pisani, difesero con successo la fiera città, impedendo così alle forze genovesi di insidiare il bacino di San Marco. Si tengono annualmente a Chioggia, richiamando ogni anno nella città della laguna migliaia di visitatori. Sfilano i figuranti del Real Reggimento Treviso. I rievocatori rappresentano una delle ultime milizie in forza alla Repubblica Veneta del Settecento. Si trattava di militi che avevano innanzitutto il compito di difendere la propria terra e per questo, con il proseguio del tempo, vennero ripartiti in concentrazioni geografiche, tra cui appunto Treviso. Ecco gli arditi della Prima Guerra Mondiale. Gli arditi erano una specialità del Regio Esercito Italiano nella Prima Guerra Mondiale. Addestrati ad agire dietro le linee nemiche, si guadagnarono l'appellativo di Caimani del Piave per le loro eroiche gesta. Nel libro Gli Arditi di padre Reginaldo Giuliani si legge che il comando degli Arditi si trovava nel territorio lagunare della Malcontenta, che in seguito diverrà la sede di reparti lagunari, il battaglione anfibio Marghera e oggi il primo battaglione Lagunari.
Apre la sfilata dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie una coppia di lagunari DOC, il presidente nazionale dell'Alta, lagunare generale di divisione Luigi Chiapperini, e il decano in servizio, lagunare generale di divisione Arturo Nitti, seguiti dal medagliere nazionale. Ecco le bandiere nazionali delle sezioni che oggi sono 38, sparse in tutta Italia, con una maggiore concentrazione nel nord-est. La bandiera della Presidenza nazionale è affiancata alla bandiera del centenario, donata dall'Associazione Nazionale del Fante ad Asso d'Arma in occasione del quarto turno nazionale ad Udine nel 2015. Rappresenta tutte le associazioni d'arma che con i loro reggimenti hanno combattuto nei 4 anni di guerra, con il culmine della vittoriosa battaglia di Vittorio Veneto, che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale alle ore 15 del 4 novembre 1918. Preceduti dal lagunare Mariano Mannina, responsabile della protezione civile di San Donà, stanno per sfilare gli uomini della protezione civile dell'Alta, seguiti dai loro mezzi. I lagunari che vedete sfilare orgogliosi di aver servito nei loro verdi anni nel reggimento Lagunari Serenissima, forse un po' accacciati, qualche ruga o con qualche capello grigio, sono gli stessi che si sono distinti in passato nei momenti difficili, in occasione di calamità naturali che hanno colpito il nostro territorio. Non li vedrete tutti perché molti di loro sono impegnati per le strade di Vittorio Veneto nelle attività di sicurezza connesse col raduno. In particolare alcuni di loro sono intervenuti quando ancora erano in servizio, nel 51 nell'alluvione del Polesine, nel 76 in Friuli, sempre nel novembre del 76 l'alluvione del Polesine, per il terremoto di Erpigna dell'80, nell'81 a Salorno per lo strappamento dell'Adige, nell'82 per l'alta marea di Cavallino, nell'86 durante l'alluvione della Laguna Veneta, a Chioggia per gli allagamenti del 92, a Cavanella d'Adige per dicembre del 92. Più recentemente nel territorio hanno colpito l'Aquila in seguito di inondazioni maltempo nella riviera del Brenta Rosolina. La protezione civile dell'Alta è nata nel 1996 su iniziativa del loro presidente nazionale, generale Antonio Assenza, coadiuvato dal past president generale Giampaolo Saltini. Oggi conta 5 gruppi di protezione civile, specializzati in interventi in caso di alluvione, che partecipano regolarmente alle attività addestrative ed operano in tutta l'Italia all'estero. Ecco signori, questi lagunari che avete visto sfilano qualcuno dei loro mezzi sempre pronti a intervenire in caso di necessità. Apre il primo troncone dei lagunari lo striscione dei lagunari caduti. Ecco la sessione di Estense, penultima nata dall'associazione,
Sfila col suo presidente Lagunare Rossano Sivieri. La sezione si costituisce nel 2011. Essa raccoglie i lagunari del confine veneto-emiliano e ha sede nel Ferrovere. L'abro della sezione si prese della medaglia d'oro al valor militare del tenente Joao Turulla. Sezione di Udine Passon, costituita nel 1996, presidente lagunare Antonio Dall'Era. I suoi soci sono molto attivi in attività di solidarietà e sportivo-militare. Sezione di Trieste, costituita nel 1986, presidente lagunare Gianfranco Drioli. I soci, con la loro presenza, vogliono dimostrare il forte attaccamento dei triestini al territorio italiano. Sezione di Villa Vicentina, presidente lagunare Silvio Franetovic. Costituita nel 1985, la sezione che raggruppa i lagunari dell'ex brigata Isonzo. Sono lagunari e anche Marò del San Marco, che a suo tempo chiamavano Villa Vicentina Villa Triste, per la pesante attività addestrativa che vi si svolgeva. Oggi, invece, hanno un bellissimo ricordo di quei tempi. Sezione 22° Battaglione Carri Serenissima, presidente lagunare Fabio Sorini, costituita nel 2003. I suoi soci sono lagunari carristi che dal 1964 al 1975 hanno formato il 22° Battaglione Carri. Si distinguono dalla specialità anfibia per il loro basco nero e per il loro labaro con i colori dei carristi. Operano nel sociale. Nel 2016 hanno organizzato nel loro territorio l'11° raduno nazionale dell'Alta.
Ed ecco la sezione di Roma, con il motto "Ce semo pure noi". Si costituisce nel 1995. Presidente lagunare Simone Pallotta. I suoi soci sono lagunari, capitolini e non, che aiutano la nostra associazione nei rapporti con le autorità militari centrali. Raccoglie anche alcuni soci sparsi nella penisola italiana. Sezione di Bergamo, presidente lagunare Pierangelo Zanotti. Si costituisce nel 1995 e riunisce moltissimi lagunari sparsi nella regione. Cura il sito internet ufficiale dell'associazione e al suo interno ha alcuni soci che praticano attività sportivo-militari. Sezione di Mantova, presidente lagunare Mario Consolini. Si costituisce nel 1994. I suoi soci sono molto attivi con le consorelle nell'associativismo e volontariato nel territorio. Sezione di Alta Padovana, presidente lagunare Roberto Zaffin, costituita nel marzo 1998, con sede a Campo San Piero, vasta area a nord della provincia di Padova. Opera nel territorio delle Centurie, all'interno di un grande reticolato romano. Quest'anno festeggiano il 20ennale della Costituzione. Sezione di Corressola, con Sedena Orfano, al momento unica donna presidente di sezione. Costituitasi nel 2002, svolge del volontariato nel territorio agricolo delle Corti Benedettine. Sezione di Padova,
Presidente lagunare Graziano Frisiero. Costituita nel 1988, i suoi lagunari operano volontariato in tutto il territorio padovano. Hanno realizzato nel comune di Asergrande un monumento ai lagunari che intervennero nell'alluvione del novembre del 1966. Nel territorio hanno realizzato più di una stele a ricordo dei caduti di Nasseria, fra i quali il primo capitano lagunare Massimo Fiducello. Ora è la volta della sezione di Adria. Presidente lagunare Roberto Breviato, costituita nel 1996 nel territorio avente come caratteristiche peculiari Adria più Adriatico uguale lagunari. Segue la sezione del Basso Polesine. Presidente lagunare Diego Bilos, costituita nel 1989, è presente con i propri soci un territorio oggetto delle bonifiche fatte ai primi del Novecento da Re Soldato. Sfila la sezione di Crespino. Presidente lagunare Luigi Pavani. Costituita nel 1997, la sezione si sviluppa nel Medio Polesine. Molto impegnata nel sociale, recentemente è riuscita nell'intento di formare un gruppo di protezione civile dell'Alta. Sfila ora la sezione di Rosolina, con il presidente Galdino Crivellari, socio fondatore di un gruppo di lagunari che nasce autonomamente fra le province di Rovigo e Venezia.
Venuti a conoscenza che esisteva già uno sodalizio nazionale tra i lagunari in congedo, chiesero subito di farne parte e nel 1995 confluirono ufficialmente nell'Alta. Volontariato e protezione civile sono il loro biglietto da visita. Fila ora la sezione di Rovigo con il presidente lagunare Tiziano Marcolin che precede i soci nella sezione costituitasi nel 1990. Da allora la sezione è impegnata nel volontariato polesano. Sono stati fautori di un monumento al reggimento Lagunari Serenissimo nella loro città. Sessione provinciale di Treviso. Presidente lagunare Sante dell'Onore si costituisce nel 1985. Opera in un territorio vastissimo che va dalla Pedemontana a tutta la provincia di Belluno. Vanto della sezione aver dato all'Associazione Lagunari Truppe Anfibie 2 presidenti nazionali. Sezione di Verona, presidente lagunare Claudio Nocente, viene costituita nel 1998 e si sviluppa tra le zone dell'Alto Polesine e il territorio veronese. Hanno proposto di tenere nella città scaligera il prossimo raduno del 2020. Inizia per la provincia di Venezia la sezione di Annone Veneto. Presidente lagunare Mauro Rosa. Si costituisce nel 1995. Raccoglie lagunari in congedo residenti nel territorio tra i fiumi Piave e Livenza.
Segue la sezione di Camponogara, presidente lagunare Walter Callegaro, costituita nel 2004 a memoria del lagunare primo caporal maggiore Matteo Vanzan, caduto in combattimento in terra irachena. Il labro della sezione porta il suo nome e si pregia di avere la sua medaglia d'oro al valore dell'esercito. Si aggiunge a onore e ricordo un altro caduto di questo territorio, il lagunare capitano Riccardo Bucci, caduto in terra afghana. La sezione è impegnata molto nel sociale. Sezione di Caorle, presidente lagunare Celio Pizzolito, si costituisce nel 1987. Si onora di aver organizzato in città l'8° raduno nazionale dei lagunari. Territorio rivierasco e turistico, grande serbatoio di lagunari. Sezione di Cavarzere, presidente lagunare Giovanni Augusti, costituita nel 1995, opera nel territorio sinistro del fiume Adige, sul confine delle province di Venezia e Rovigo. Sfila con i lagunari un labro dell'Associazione del Fante di Vicenza, gemellato con i lagunari. Ed ecco la sezione di Cesarolo Bibione, presidente lagunare Edi Terrida. La sezione si costituisce nel 1984, ma già precedentemente esisteva un gruppo di lagunari. La si può considerare con le consorelle di Venezia e Eraclea una delle sezioni che per prima ha dato vita all'Alta. Sezione di Chioggia, presidente lagunare Sergio Tonello, si costituisce nel 1992, raccoglie i lagunari della città e quelli del centro turistico di Sottomarina e si compiace di aver realizzato il primo grande monumento ai lagunari nel lungomare di Sottomarina.
Sezione di Concordia Sagittaria, presidente lagunare Ismaele Bellotto. Si costituisce nel 2007. Giovane sezione che riunisce i lagunari del territorio storico della famosa Iulia Concordia dell'Impero Romano. Sono operativi da Concordia alle lagune di Grado. Sezione di Eraclea, presidente lagunare Agostino Buratto. Si costituisce nel 1984 ed è una delle sezioni che con Venezia e Cesarolo hanno dato vita all'associazione. Nel loro territorio hanno eretto un monumento al reggimento lagunari Serenissima. Sezione di Jesolo, presidente lagunare Renato Tonon, costituita nel 1997, raccoglie i lagunari del territorio storico da Cava Zuccherina alle foci del fiume Piave. Nella loro città, negli anni scorsi, è stato inaugurato un monumento ai lagunari. Sezione di Marcon, presidente lagunare Elio Stevanato, costituita nel 1996, si espande nel territorio commerciale alle porte di Venezia Mestre. Sezione di Marghera, presidente lagunare Gianfranco Concato. Viene costituita nel 1998 ed opera nel polo industriale di Porto Marghera. In accordo con la municipalità effettua volontariato, infatti il suo motto è «Dove necessita aiuto siamo presenti». Il suo labaro si pregia della medaglia d'argento al valor militare del colonnello Licio Salvagno, tra i fondatori e primo presidente nazionale dell'Alta, oltre che della medaglia d'oro al valor civile del proprio socio Andrea De Franza.
Sezione di Mestre, presidente lagunare Paolo Bagatin. Viene costituita nel 1985 ed opera proprio nella città che oggi è sede del Comando Reggimento Lagunari Serenissima. La stessa Presidenza Nazionale dell'Alta ha sede in città. Attinge i suoi soci nel vastissimo serbatoio lagunare che è l'Interland Mestrino. Dal 2003 si è costituito all'interno della sezione il gruppo sportivo militare ASAT Mestre, i cui componenti proprio quest'anno hanno ottenuto il primo brevetto anfibio dell'Alta. Il suo labaro porta il nome della medaglia d'argento al valor militare del tenente lagunare Luigi Leprini. Sezione di Mirano, presidente lagunare Paolo Stocco, costituita nel 1990, attiva nel sociale nel ricordo del lagunare Valerio Niero, caduto in un'esercitazione anfibia durante il servizio di leva. Sezione di Noale, presidente lagunare Antonio Tegon. Costituita nel 1995, i suoi soci provengono dal territorio storico di un vasto reticolato romano. Sezione di Portogruaro, presidente lagunare Andrea Sariti, costituita nel 1985, lavora nel volontariato assieme ai lagunari del Pordenonese. Con la loro famosa tenda presente nei raduni nazionali si possono considerare i precursori del villaggio dei lagunari. Sezione della Riviera del Brenta, presidente lagunare Ivo Gasparini. Si costituisce nel 1987. La sezione raggruppa i lagunari dei comuni rivieraschi, molto attivi nel volontariato e in particolare nella protezione civile. I suoi soci sono intervenuti recentemente in occasione di un furtunale che ha colpito la Riviera del Brenta. Sezione di San Donà di Piave, costituita nel 1985. I suoi lagunari operano nel territorio attraversato dal fiume Piave e doverosamente mantengono vivo il ricordo di quanti hanno combattuto proprio lì, durante la Prima Guerra Mondiale.
oltre ad un valido volontariato, la sezione è molto attiva con un proprio gruppo nel campo della protezione civile. Salutiamo chi ci sta seguendo in diretta sulla Tenda TV. Mercoledì sera un estratto della sfilata sarà trasmesso su Telechiara, canale 14 del digitale terrestre. Sezione di San Stino di Livenza. Presidente lagunare Giuseppe Stevanato, costituita nel 1996, opera essenzialmente nel volontariato nel territorio attraversato dal fiume Livenza. Chiude la provincia la sezione di Venezia. Presidente lagunare Michele Barillà, costituita nel 1984, affiancata dalle sezioni consorelle di Cesarolo e Raclea, ha fornito il nucleo iniziale di soci all'Associazione Lagunari Truppe Anfibie. Città depositaria della storia dei Fanti d'Amar fino alla nascita dei lagunari d'oggi. Vanto della sezione aver dato 2 presidenti nazionali all'associazione. Sfilano ora il gruppo storico motorizzato, alcuni mezzi della Prima Guerra Mondiale, quando i cavalli iniziarono ad essere sostituiti appunto dai veicoli a motori. Essi sono Fiat Cavalli del 1889, conducente lagunare Marchionni, accompagnato dall'assessore del centenario Barbara De Nardo. Un Fiat BL18 del 1915, aveva una capienza per 2 portantine e 6 posti a sedere. Prosegue un Fiat 15 TRF Forte del 1911, portava 40 quintali, utilizzato durante la guerra in Libia. Per l'ultimo lo striscione con il botto arrivederci a Portogruaro nel prossimo anno.
Il presidente nazionale, generale Chiappernini, riceverà la stecca dal sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, accompagnato dall'assessore del centenario Denardi e dal lagunare vittoriese Daros, e la consegna al sindaco di Portogruaro, signora Maria Teresa Senatore, accompagnata dal presidente Azzarriti della sezione alta di Portogruaro, dove il prossimo anno si svolgerà il 13° raduno nazionale di lagunari. Ecco, siamo in attesa di vivere i momenti conclusivi della sfilata e della cerimonia militare che abbiamo avuto modo di vivere qui in Piazza del Popolo. Vi ricordo che tra poco, dopo una piccola pausa, ci ricollegheremo dal centro Victoria. Riposo. E si è conclusa quindi la cerimonia in Piazza del Popolo, abbiamo visto l'ammaina bandiera. Ora, dopo qualche minuto di pausa, noi ci ricollegheremo dal centro Victoria perché ci sarà l'arrivo degli elicotteri. Noi continueremo a seguire anche questa fase, l'ultima fase di questo 12° raduno dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, quindi ci diamo appuntamento tra qualche minuto appunto in diretta dal centro Victoria per uno dei momenti più spettacolari di questo raduno, l'arrivo degli elicotteri.
Signori, buongiorno. Allora siamo in attesa che arrivino gli elicotteri e a breve ci sarà una discesa da fast rope. Già alla vostra sinistra potete vedere il velivolo in avvicinamento. Ecco qui in avvicinamento una 129, un elicottero d'attacco. È in arrivo un elicottero 205 con a bordo una squadra di lagunari che effettueranno il fast rope. Durante la discesa l'elicottero d'attacco sarà sempre in sorvolo che farà sicurezza reale. L'elicottero si ferma in overing, lancia la cima, il barbettone chiamato in gergo. Quando il loadmaster dà l'ok, scenderanno in discesa veloce una squadra di lagunari.
Una volta a terra la squadra lagunari, ognuno prende il proprio settore di tiro, danno l'ok all'elicottero e proseguiranno nell'azione e nel compito assegnato. Ora gli elicotteri atterreranno e poi saranno in mostra prima e anche dopo pranzo. Scusa. Siamo arrivati in ritardo, già finito tutto. Devi collegarti alla tenda TV per vedere.
E quindi riprendiamo la linea in conclusione della nostra lunga diretta che abbiamo effettuato a partire dalle 9 di questa mattina. Abbiamo vissuto tanti momenti e siamo qui adesso in compagnia di due ospiti, siamo qui in chiusura appunto di questa lunga diretta per un commento, per un bilancio conclusivo. Sono qui col generale Chiapperini e con l'assessore Denardi del comune di Vittorio Veneto. Parto dall'assessore per galanteria. Come è stato questo raduno? Tante emozioni quest'oggi. Beh, assolutamente, io sono un po' di parte in questo caso, per cui è forse un po' più difficile fare bilanci, ma direi sicuramente un bel raduno, contemporaneamente orientato al ricordo ma anche all'allegria, come da sempre sono portatori di allegria i lagunari. Un grazie all'associazione, direi, perché ci ha dato la possibilità insieme all'esercito di vivere grandi emozioni, non da ultima è quella che abbiamo appena visto qualche istante fa e che continuiamo a vedere, perché la gente si sta assiepando intorno agli elicotteri in mostra statica. Un grazie ai vittoriesi che erano chiaramente presenti e un grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Il cielo ci ha graziato, ieri sera forse un po' meno, ma oggi sicuramente sì, per cui sicuramente contentissimi. Contenta l'assessore Denardi. Chiapperini, presidente dell'associazione Lagunari Truppe Anfibie, tanto lavoro, mesi e mesi di lavoro per poi vivere una giornata unica. È stata una giornata splendida. Io voglio ringraziare ancora una volta l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto per averci ospitato in questa stupenda città. Le mie stime iniziali poi sono rivelate completamente errate. Io pensavo a poche migliaia di presenze, invece qua sicuramente superiamo i 10.000, forse 15.000, non lo so, poi andrò a rivedere tutti i filmati per verificarlo, però lo sforzo congiunto con lo Stato Maggiore Esercito, il Comando Forze Operative Nord e il Comune di Vittorio Veneto, ringrazio in particolare il sindaco ancora Roberto Tonon e l'assessore Barbara Denardi, ci ha consentito di vivere una giornata intensa o più giornate intense con un calendario pieno di eventi ai quali tutti i tanti cittadini lagunari in congedo e in servizio hanno partecipato con entusiasmo, quindi molto soddisfatto, tanto soddisfatto. Molto soddisfatto anche Chiapperini. Noi chiudiamo, dicevo, questa lunga diretta che ha visto tante persone collegarsi anche in diretta streaming con i nostri canali, abbiamo avuto degli ottimi riscontri. Io ringrazio tutta la squadra tecnica della Tenda TV che ha consentito la trasmissione anche di questa ultima parte in una sede diversa rispetto a quella del centro cittadino, quindi un grazie va a Francesca Astori, Davide Parpinello, Mirko Andreetta per il coordinamento e a tutti coloro i quali hanno collaborato per la buona riuscita di questa diretta. Io vi ricordo che l'appuntamento si rinnova anche mercoledì sera alle ore 21 su Telechiara, il canale 14 del digitale terrestre. Avremo modo di rivivere i momenti più importanti, i momenti salienti di questo 12° raduno Lagunari Truppe Anfibie. Possiamo dire la parola fine in questo momento alla nostra lunga diretta e anche a questo raduno molto intenso. Grazie agli ospiti e grazie a tutti voi che ci avete seguito.